L'ultima volta che pronunciai il mio nome fu quando mi presentai davanti al giudice Borsellino. Sono Rita Atria, sorella di Atria Nicola. Mi presento davanti alla signoria vostra, intendendo fornire alcune notizie di cui ho conoscenza, relative a episodi e circostanze collegate all'uccisione di mio fratello, come pure alla precedente uccisione di mio padre, Vito Atria, avvenuta in Partanna nel 1985, e più in generale notizie relative all'ambiente in cui tali episodi vennero a maturare. Il signor giudice mi disse che da quel momento la porta dietro di me si era chiusa per sempre e io potevo solo guardare avanti. Mi disse il signor giudice che la mia vita sarebbe stata un grande controsenso dunque, occhi in avanti e mente a quello che mi ero lasciato indietro. Dovevo farlo per aiutare la giustizia e capire come funzionavano le cose a Partanna, chi comanda, chi decideva, chi erano i pupi e chi erano i pupari. Io e Piera scoperchiamo un bel teatrino. La maggior parte delle volte parlavamo ai magistrati donne. La dottoressa Camassa aveva 30 anni, la dottoressa Plazzi 28. Erano giovani donne che si ascoltavano come sorelle, prima ancora che come giudici. Molte volte ho pianto, nascosta da loro. Erano lacrime nuove per me. Era pura e semplice commozione. Mi volevano bene le mie dottoresse, mi voleva bene zio Paolo e non mi sono mai sentita un oggetto che loro usavano per arrivare ai mafiosi del Belice. Ero rituzza, appiccicita. Quando ci incontravamo la dottoressa Camassa, prima ancora di iniziare mi faceva il caffè con la caffettiera e si incazzava se distrattamente lo lasciava troppo sul fornello e sporcava la cucina. Era uno spasso vederla arrabbiata. Lei che di solito era tanto tenera. La dottoressa Plazzi si chiamava Morena, un nome che sapeva di femmina vera. Lei mi portava i turtelli con il ripieno alle castagne quando tornava dalla sua città del nord. E quando parlavamo delle famiglie mafiose di Partanna e vedeva che i miei occhi andavano su quella guantiera, mi diceva sottovoce: Ma Angeli, Rita, sono per te. Ma zio Paolo, lui era straordinario. Dietro quei baffi neri si nascondeva un uomo dall'animo grande, talmente grande che era capace di contenere tutte le nostre incertezze, i nostri dolori, i nostri momenti di debolezza. Un giorno gli chiesi: Dottore, mi dica, è questo il modo migliore di vendicarmi, facendoli arrestare a quei mafiosi maledetti? Lui non si scompose, fece un tiro di sigaretta, disegnò nell'aria una nuvola di fumo e mi rispose: Retuzza, la giustizia non si vendica, ma cerca solo la via migliore per manifestarsi. Ti dirò una cosa che ti darà dispiacere, ma zio Paolo è sempre sincero con te e questa cosa tu la devi sapere. Non devi vedere le cose come se gli Atria fossero i buoni e gli altri cattivi. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Questa è una frase dell'Attimo fuggente, quel film di cui parli sempre con le mie ragazze giudici. L'ho cercata apposta per te. Tuo padre resterà sempre tuo padre, tuo fratello sarà sempre tuo fratello. Ma erano mafiosi, Rita. Erano mala carne, come gli altri. Solo che si sono trovati dalla parte sbagliata. Era una guerra di mafia e loro hanno perso. Le parole di zio Paolo al momento mi ferirono perché erano tristemente vere. La mafia era sempre stata dentro di noi, dentro la nostra famiglia. Gli Atria non erano buoni, erano mafiosi, mafiosi perdenti. Un giorno gli scrissi una lettera. Caro signor giudice, le scrivo perché mi hanno ferita le parole che qualcuno ha voluto dire sul mio conto. Sono stata definita una pentita della mafia. Dicono che sono la più giovane pentita d'Italia, perché ho soltanto 17 anni e mezzo. Ma io non mi sento affatto una pentita, perché non sono mai stata una mafiosa. Sto semplicemente cercando di trovare il coraggio per aiutare la nostra Sicilia a uscire dalla morsa della mafia. L'ho capito da lei cosa vuol dire coraggio, perché lei è un uomo coraggioso dal quale ho imparato tante cose. La prima, che nella vita non ci si deve inchinare alla prepotenza, ma soprattutto lei mi ha insegnato che raccontare la verità aiuta a rimanere sereni e a posto con la propria coscienza. Quando scrissi questa lettera ci avevano trasferito a Roma con Piera e Vita Maria da 5 mesi. Era il protocollo di sicurezza.
una città grande dove potevano nasconderci meglio. Quanto è bella Roma al mattino. Prendevo l'85 alla fermata di via Tuscolana, scendevo al Colosseo e iniziavo a girare per la città, libera. Nessuno mi conosceva, ma nemmeno io potevo conoscere nessuno. Era il protocollo di sicurezza. Eppure mi bastava respirare quell'aria e mi sentivo veramente libera. Di nuovo mi innamorai di Roma e anche di un ragazzo. Sì, di un ragazzo, in carne ed ossa. Ora passeggiavo con lui, mangiavamo il gelato, parlavamo di futuro, di qualcosa che fino a qualche mese prima per me era fantasia. Era dolce il mio Gabriele, negli occhi e nel cuore, e aveva accettato la mia storia. Piera mi stava accanto, era mia sorella, Vita Maria. Crescevo lontana da quel mondo marcio che l'aveva vista nascere. Ma la vita era congegnata così spietatamente che appena un raggio di felicità appariva all'orizzonte, subito la sorte matrigna lo cangiava in dolore. E così, un bel sabato di maggio, mentre ero a passeggio per la città, il giudice Giovanni Falcone, sua moglie la dottoressa Morvillo e gli agenti della loro scorta saltano per aria, a capaci, 500 kg di tritolo. È bastato un istante, un pulsante, e tutto cambia. E il mondo torna senza colori, la vita si ferma, il sogno di un futuro migliore svanisce. Ma la mafia no. La mafia non cambia. La mafia va al mare, va in vacanza, si cura nelle cliniche migliori e siede nei ristoranti di lusso. Loro non cambiano. Lo zio Paolo iniziò a morire quel giorno. Era il 23 maggio del 1992. Una data che segnò la vita di tutti. Lui lo sapeva che, dopo Falcone, era lui ad essere in cima alla lista, un nome da cancellare con il lapis rosso, quello del sangue. E pensò a noi, alle sue picciridde, fino alla fine. Mi chiamò e mi disse: Rituzza, stai tranquilla, voi siete al sicuro. E tu, zio Paolo? Io è da quando faccio questo lavoro che sono un morto che cammina. Ho un appuntamento, è solo questione di tempo. Quel tempo era 57 giorni, quelli che passarono fra Capaci e Via D'Amelio, tra Falcone e Borsellino. Già, era il 19 luglio e a Roma pioveva, ma a Palermo pioveva sangue. Ancora tritolo. È bastato un istante, un pulsante. Hanno strappato la stella polare dal mio firmamento. Io, Rita, che volevo volare come un aquilone, chiudere gli occhi e sognare il mare, nell'ultimo minuto di vita del mio giudice ho visto il sangue dei miei morti passarmi avanti. Ho visto la speranza morire e perdere il mio domani per sempre, perché domani è divenuto troppo tardi. Adesso c'è un inferno di corpi dilaniati, di macchine in fiamme, donne che piangono e urla che si levano. Adesso la mafia tiranna ti mostra l'abisso di orrore che ha dentro di sé. Adesso se n'è andato anche il mio giudice. Quella sera mi guardai allo specchio e dissi: adesso non è più niente. Non ci sono colori, né musica, né rivoli d'acqua pura. Non c'è più cielo e nemmeno terra, né Dio, né demoni. Non piange più la notte di stelle, né sale la brezza dal mare. Non urlano il vento maestoso e non mi bagna più la pioggia. Non giocano gli scoiattoli su per i pioppi di questa città, né ballano le rondini fra i pali della luce. Adesso non sento fame né dolore, nemmeno la morte né più spavento. Non odo più le campane di San Giovanni che mi alletavano il giorno e le ore, come un corpo morto, vago ancora, senza più anima. Svuotata da ogni senso di me stessa, mi trascino come materia cieca, senza luce né speranza. Adesso che Paolo Borsellino è morto, la vita giace con lui, la mia vita giace con lui e non vuole lasciarlo andare, perché la sua anima è ancora qui, incastonata nel mio cuore, e mi fa inciampare a ogni passo, a ogni ora. E quindi oggi, che è il 26 luglio del 1992, io, Rita, a modo mio, ho deciso di venirti a cercare, signor giudice, e ti ritroverò di nuovo, perché senza di te anche questa mia vita non ha più senso. Che sia nel vento, che sia nel silenzio, che sia nel buio o solo nella pioggia, io ti verrò a cercare per farmi tenere per mano ancora una volta, per dirti ancora che se rinascessi serpe, o foglia, o farfalla, o ragno, libellula, o rosa, o spina, o roccia, o lupo, 1000 volte farei quello che ho fatto, quello che tu mi hai insegnato a chiamare giusto. E se nascessi goccia, tu saresti il mio mare, se fossi raggio, tu il mio sole. Se fossi io stessa una malattia, tu saresti speranza.
se fossi solo un corpo informe e senza nome, tu plasmeresti di certo la mia anima immortale. Perché quando la mia anima vagava ingannata fra le tenebre, tu mi hai accolto e mi hai trasformata in una paladina della giustizia. Adesso, qui, davanti a voi, io, Rita, accuso la mafia di avermi ucciso oggi, di aver sparso i miei capelli nel sangue e martoriato il mio corpo esanime con il volto brutalmente schiacciato contro la strada. E vedo che lì, su quel marciapiede di via Amelia, accorrono due persone pallide che non sono ancora riuscite a bere il loro caffè della sera e si precipitano a comprendere quello che non potrebbero mai comprendere. Una ragazza si è lanciata dal 7° piano, dicono, suicida, dicono, ma che ne possono sapere loro? Che rituzza, voleva solo volare via da suo padre, da suo fratello, dal suo giudice, perché non è vero che il tempo guarisce tutte le ferite. Il tempo non guarisce le ferite di una bambina che la madre non voleva e né può lavare dal cuore il sangue di tutti gli uomini che ha amato e che le hanno ammazzato. Il tempo certi dolori non li capisce, perché all'anima morta tutte le ombre ormai sono cupe. Rimane solo il ricordo e il silenzio e capisce che quel silenzio è il suo nemico e che ci vorranno anni della sua vita per sconfiggerlo, o che forse non lo sconfiggerà mai. Io, Rita, ho gridato che non è stata colpa mia se sono morta. E chi dice che mi sono ammazzata sa che anche questa è una menzogna. Adesso qui è luce e pace. Ogni tanto però mi struggo di poter avere indietro un unico minuto della mia vecchia vita per far sì che almeno per qualche istante possa tornare laggiù a dire a papà di essere veramente un paciere, a Nicola di amare Piera e Vita Maria con tutta l'anima sua, perché io lo so quanto lui sappia amare, e ai mafiosi della mia partanna di pentirsi, perché sapete, io ho visto quelli che stanno nelle tenebre. E poi saluterei per l'ultima volta mia madre e la bacerei dicendole che la perdono, perché è colpa della vita dura che ha avuto impegno, se non m'è stata mai mamma. Direi a Piera di essere sempre Piera, a Vita Maria di crescere coraggiosa e a Gabriele chiederei 1000 volte scusa per non averlo amato per come meritava, amore mio. E a lei, sì, proprio a lei, signor giudice Borsellino, lei che ora rituzza, la tua picciridda, ha imparato a volare, da sola, proprio come volevi tu. Ora che ho di nuovo i miei capelli e il mio sorriso, ora che ho di nuovo il mio nome, ora che sono Rita, ora che sono vita.